Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del spettacolo Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di una notizia di calciomercato che sta circolando in queste ore. Allora, riguarda l'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini. Allora, Riccardo Orsolini è un'esclusiva che vi porto qui sul canale, oltre al mio canale WhatsApp. Si chiama il canale, se per chi vuole iscriversi, il canale WhatsApp si chiama Calciomercato Internazionale Italia. Portiamo tutte le notizie in italiano, come nel titolo, come si capisce dal titolo, su tutto il mondo del calcio. Ho messo questa notizia qua. Allora, in pratica, Riccardo Orsolini è stato proposto al Napoli il mese scorso. I dirigenti delle due squadre e il procuratore del giocatore hanno deciso insieme di non far uscire questa notizia per nessuno, hanno deciso di non lasciarla a nessun giornalista, né a me, né a per esempio Romano, a Scira, a Fredo Vedulà, a nessuno di questi, nemmeno agli agenti di Sky. Perché? Perché proprio volevano tenersela per sé ehm, e poi farlo uscire per novembre e gennaio. Perché? Perché il Napoli sta trattando Assolini, sta trattando, come vi ho anticipato prima, da un mese. Quindi una trattativa avanzata per il giocatore, però c'è un però. La trattativa sia avanzata, ma non dovrebbe arrivare nel mese di gennaio e non dovrebbe venire a gennaio. Perché? Perché il Bologna ha detto, visto che stiamo andando bene in campionato, stiamo facendo un gran campionato, almeno fino ad ora stiamo facendo un gran campionato, non vorrei, diciamo, vendere un giocatore fondamentale per il Bologna, perché è un giocatore fondamentale, ehm, a campionato in corso, a metà campionato. Quindi entrambe le parti hanno deciso di se dover cederlo a giugno. Poi ovviamente tutto può succedere dall'oggi al domani, può essere pure che un Milan, una Juventus entrano in trattativa e la prendono a 35 milioni di euro, non lo so, però da quello che mi risulta, il Napoli sta trattando per il giocatore. Però, però, c'è un però. Perché? Perché oltre al Napoli, però non è una trattativa iniziata, avanzata. Ieri, oltre al Napoli, si è inserito anche il Borussia Dortmund, club tedesco, si è inserito in trattativa col Bologna, solo col Bologna e non col giocatore, invece rispetto a un Napoli che si è inserito in trattativa con sia il Napoli, sia col Bologna che col giocatore. Il Bologna pare che chiede massimo 40 milioni per le squadre italiane, bonus compresi in questi 40 milioni, e i 50 milioni, sempre con bonus compresi, quindi un 45 più 5 di bonus, 40 più 10, un 46 più 4, qualcosa del genere, per le squadre. ehm, per le squadre estere, quindi per il Napoli, al momento della squadra che sta trattando il giocatore, il prezzo minimo 35 più 5 di bonus. Il Napoli potrebbe arrivare a una cifra da 34 milioni
più un 6 di bonus, quindi sempre ai 40 milioni ci dovrebbe arrivare. Poi qualche milione in meno, qualche milione in più, non è che faccia così tanto la differenza. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!